Ciao tifosi del Napoli. Benvenuti nel nostro canale, dove vi portiamo le ultime e più interessanti notizie sul Napoli e sul mondo del calcio. Oggi abbiamo una notizia che scuoterà gli animi dei napoletani e metterà tutti in ansia per il futuro. Stiamo parlando di uno dei più grandi attaccanti dei nostri tempi, Romelu Lukaku, e del suo imminente ritorno nel calcio italiano, questa volta con la maglia del Napoli. Resta sintonizzato, poiché descriveremo in dettaglio tutto ciò che devi sapere su questo trasferimento che promette di essere una pietra miliare nella stagione. Romelu Lukaku, l'imponente attaccante belga, è stato uno dei nomi più chiacchierati del calcio europeo negli ultimi tempi, e per una buona ragione. Da quando Antonio Conte, suo ex allenatore all'Inter, ha presentato la proposta del Napoli, Lukaku ha dimostrato un entusiasmo incrollabile. Il giocatore, attualmente legato al Chelsea, ha rifiutato diverse offerte di altri club, sempre con gli occhi puntati sul progetto partenopeo. Il rapporto tra Lukaku e Conte è molto speciale. Insieme hanno vinto lo scudetto nella stagione 2020-2021 con l'Inter, un'impresa che ha segnato la carriera di entrambe. Il Big Rom, come è affettuosamente conosciuto, ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera sotto Conte, e quel successo è stato un fattore decisivo nella sua decisione attuale. Fin dall'inizio del contatto con il Napoli, Lukaku ha chiarito che la sua priorità è aderire al progetto di Aurelio De Laurentiis e del tecnico partenopeo. Il legame quasi fraterno che sente con Conte è stato uno dei principali motivi che lo hanno portato a rifiutare offerte di club che potevano offrire condizioni economiche più vantaggiose. Per Lukaku, il progetto Napoli rappresenta non solo una nuova tappa della sua carriera, ma anche la possibilità di continuare a lavorare con qualcuno che considera un mentore e un fratello maggiore. Questo tipo di dedizione e lealtà è raro nel calcio moderno, dove i giocatori sono spesso guidati da considerazioni finanziarie. Lukaku, però, ha dimostrato che per lui il fattore emotivo e il riconoscimento professionale sono ugualmente importanti. L'arrivo di Lukaku al Napoli non è solo un apporto significativo alla rosa. Rappresenta un grande salto per il club partenopeo, che da tempo è alla ricerca di un attaccante di livello mondiale che possa fare la differenza nelle competizioni nazionali e internazionali. Con Lukaku, il Napoli non solo guadagna un attaccante prolifico, ma anche un leader che può ispirare i suoi compagni e contribuire in modo significativo al successo della stagione. Allora, cosa possiamo aspettarci adesso? Sta per avvenire l'ufficializzazione del trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli, che promette di rappresentare un enorme impulso per le aspirazioni del club nella prossima stagione. La combinazione tra l'esperienza e la bravura di Lukaku con la visione di Conte e l'entusiasmo dei tifosi napoletani promette di creare un'atmosfera elettrizzante allo stadio Diego Armando Maradona. Siamo ansiosi di vedere l'impatto che Lukaku avrà al Napoli e come si inserirà in una squadra che ha mostrato un grande potenziale nelle ultime stagioni. L'arrivo del belga non è solo una notizia di mercato, ma un chiaro segnale che il Napoli è pronto a lottare per grandi traguardi ed elevare ulteriormente il proprio status nel calcio europeo. E tu, cosa ne pensi di questo movimento? Lascia la tua opinione nei commenti e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli e molto altro. Alla prossima e forza Napoli!